spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Va ora in onda Che giorno è? Convenevoli formulaici, genetriaci, ricorrenze, commemorazioni, rilevamenti demoscopici e musica per voi. La verità è che sono cattivo, ma questo cambierà. Io cambierò. È l'ultima volta che faccio cose come questa. Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Già adesso non vedo l'ora. Diventerò esattamente come voi. Il lavoro, la famiglia, il maxi televisore del cazzo, la lavatrice, la macchina, il CD e l'apriscatole elettrico. Buona salute, colesterolo basso, polizza vita, mutuo, prima casa, moda casual, valigie, salotto di 3 pezzi, fai da te, telequiz, schifezze della pancia, figli, a spasso del parco, orario d'ufficio, bravo a golf, l'auto lavata, tanti maglioni, Natale in famiglia, pensione privata, esenzione fiscale, tirando avanti, lontano dai guai, in attesa del giorno in cui morirai. Gli applausi, questi sono come certi rigori, eccoli qua. Grazie, il grande Davide che ci ha regalato questi applausi reali, veri, forti. Quindi il grande Davide, sottoscritto, in simultanea con voi quando sono scoccate le 12:43, che giorno è? E poi oltre la pagina. Anche qui, anche oggi, fatemi fare la scaletta, perché dicono che i giornalisti bravi devono fare la scaletta. L'ho detto Aldo Grasso, ma io non sono un giornalista bravo, quindi non serve che faccia la scaletta, però la scaletta la faccio lo stesso, anche perché sono cose piuttosto interessanti. Intanto la 21esima puntata delle Vuocate con Emanuele Mastrangelo del Centro Studi Machiavelli, e ci sono... Ah sì, questa è strepitosa. E purtroppo non ci sono cinefili tra i miei 36-37 ascoltatori, perché se dico Truffaut voi dovreste capire cosa c'entra Truffaut, il grande regista francese, come si chiama Truffaut? François mi sembra, con questa notizia. Un ragazzo in Scozia si identifica in un lupo e gli è stata riconosciuta l'identità di genere. Lui può sentirsi lupo. Allora Davide, e se io e te facciamo la prova, ci identifichiamo in un banchiere e andiamo a chiedere il conto corrente, cioè prendiamo il conto corrente, secondo me lì qualcuno avrebbe identità di genere, siete un banchiere, siete dollari, euro, franchi, svanziche, tutto quello che c'è in giro, la pizza de fango del Camerun, voglio tutto, sono un banchiere, datemi i soldi. Ma come? Se mi sento un banchiere dovete rispettare la mia identità di genere, o no? Mi sa che di no. Poi abbiamo altre bellurie, altre chicche. Verranno cambiati 6 nomi, Società Ornitologica Americana cambierà il nome di 6 volatili, uccelli, se si può dire, perché hanno il nome di personaggi politicamente scorretti. E poi addirittura in California, e anzi nel New Jersey, non possono nei supermercati non possono entrare i minorenni dopo le 5 del pomeriggio per evitare furti. E poi anche c'è una festa nel Regno Unito, si chiama Alexei Hood, non la conoscevo, però ha 700 anni di tradizione. In questa festa alcuni si travestono, altri si cospargono, si può dire, si camuffano il viso con fuliggine, con sostanza scura, e non si può. È scattato il trigger warning per blackface. Poi sembrava, devo dire che quando mi hanno segnalato questa notizia mi sembrava un po', non dico una forzatura, però è vero che quando vedi scene, ormai si usa guerriglia urbana, ormai lo si usa
nel linguaggio comune, lo usano i giornalisti, lo usano le persone quando parlano situazioni, eccetera, quando ci sono i centri sociali, quando ci sono i propal, quando ci sono le baby gang, gli spacciatori, gli antagonisti, insomma l'elenco di coloro che provocano incidenti in piazza molto molto gravi è lungo, ed è anche frequente il caso di queste situazioni. Però mi sembrava un po' un eccesso, anche se vedendo certe situazioni eccesso poi non sarebbe comunque. Cioè il segretario dell'USIC, Unione Sindacale Italiani Carabinieri, ha suggerito di usare, c'erano stati degli incidenti documentati anche da una trasmissione televisiva di Italia 1, non mi ricordo quale, a Livorno, e lui ha detto: usate i paracadutisti del Tuscania, sono 500 soldati super addestrati. Quindi è un'indicazione, forse può anche essere un suggerimento, visto che le forze dell'ordine sono sempre sottopagate, sono sempre accusate di razzismo. Cioè, i parà sono razzisti per definizione, sono fascisti e razzisti per definizione, quindi a quelli anche se li offendi non se la prendono. Sto scherzando, però è così. La percezione del mondo dei parà è quella, quindi diciamo cambia poco. Un carabiniere, un poliziotto, magari se sentissi dare del fascista, quando c'è un tipo di preparazione di rapporto con i cittadini che è partito con la riforma di fine anni 80 e poi avviata nei primi anni 90, che porta il poliziotto e il carabiniere a essere non più documenda o come la Digos che mi fermava sempre quando avevo i capelli lunghi, ma essere persone che intervengono, ti aiutano, ti suggeriscono, insomma, uno viene da dire un poliziotto uno di noi. E qui lo dice uno che proprio per il fatto che a sedicenne ero sempre fermato dalla Digos, non ama le divise, però poliziotti e carabinieri, quelli che mi è capitato di avere a che fare al di fuori del lavoro, intervistati eccetera, quelli chiaramente sono anche da questa parte, ma anche magari anche quando ti fermano. Mi è capitato di essere fermato, di non avere, io non guido, ma l'auto della mia compagna non aveva l'assicurazione, sono stati gentilissimi, c'è persone veramente e quindi a maggior ragione essere picchiati ed essere anche accusati non è proprio. Poi non vengono pagati granché, sono sotto organico. Per giunta c'è anche un altro problema che mi risulta avessero tempo fa i poliziotti. Molti non gli è stato concesso il prepensionamento, quindi abbiamo persone per strada che hanno 50 anni ormai, ma sono magari ultra sessantenni, alcuni sono in grande forma, altri magari necessariamente un po' meno. Vi ricordo che secondo l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, a partire dai 62 anni iniziano le malattie croniche e invalidanti. Cioè tu puoi fare qualsiasi lavoro, a dispetto dell'aspettativa di vita, per quanto lunga sia, dopo 62 anni statisticamente cominciano ad aumentare le possibilità che tu ti ammali in maniera seria e continuata. Cioè, per chi vi parla non è una bella notizia, però pare che l'alternativa non sia preferibile. E poi però sono andato a vedere su Wikipedia e cosa ho scoperto? Ho scoperto che in ogni caso il primo reggimento di paracadutisti è un'unità militare dell'Arma dei Carabinieri, e quindi usarli come per l'ordine pubblico farebbe parte anche della definizione del loro status, non so come meglio dire. Sono battaglione dal 1900 fino al 1996, inquadrato nella seconda brigata mobile dei carabinieri a partire dal 2002, quindi sono di fatto dei carabinieri. E quindi, ma questo proprio anche tecnicamente, la richiesta di Antonio Tarallo, segretario dell'USIC, è ineccepibile. E l'abbraccio forte, 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 forte alla signora Adriana Angela, voglio bene, alla signora Clotilde e alla signora Carmela. Loro ci seguono, ci seguiscono anche, ve lo garantisco, ha messo anche della sintassi, forse, dal canale 252 del digitale televisivo terrestre. Vi ricordo che naturalmente potete seguire questa emittente dalla Radio DAB, attraverso la Radio DAB, il sito radiolibertà.net, poi Twitch, la pagina Facebook.
E poi vi ricordo che chi si abbona a Radio Libertà, campa oltre 100 anni, meditate gente, meditate. Canale 252 del digitale televisivo terrestre, perché questa è una radiovisione. Poi i convenevoli formulaici mi impongono di ricordarvi che ormai ho trovato un nuovo modo di approvvigionarmi di informazioni, quindi l'altimetro è fisso 137,5, prima era pressione, invece adesso è proprio 137,5, è costante. Quando non sarà più 137,5 vorrà dire che o si sarà aperta una voragine o saremo spostati da un'altra parte. 16,2 gradi centigradi la temperatura interna, 24 esterna, 24 quella interna, 95 gradi, 95 per cento l'umidità, e i gradi in millibar della pressione sono 1028,7. Il tutto nel terzo giorno di Brumaio, che è il terzo giorno di Brumaio, che è un giovedì Zoibe 24 di ottobre, anno domini 2024. E adesso è arrivato appunto il momento dei genetriaci, Rico Renz e commemorazioni. Dopo grande Davide. Dopo ci saranno anche i rilevamenti demoscopici, alias i sondaggetti. Allora, un grandissimo artista milanese, straordinario, Bruno Munari. Le sue era un designer, ma anche scrittore, una figura fuori dal comune, morto nel 1998, 91 anni. Una sua frase che ho trovato: l'uovo ha una forma perfetta benché sia fatto con il culo. È perfetto, l'uovo ha una forma perfetta anche se fatto col culo. Sapete che c'è il modo di dire hai fatto questa roba, l'hai fatta col culo. L'uovo. Comunque a me è rimasto, come si dice dalle nostre parti, Davide, me la son piccata qua, perché proprio agli inizi di Oltre la pagina avevo intercettato la direttrice di un museo dove si teneva la mostra di Munari un paio d'anni fa, un po' di più, e poi alla fine mi ha dato buca perché, essendo evidentemente, come dire, di certi ambienti un po' politicamente spostati, non si è degnata di essere intervistata dal sottoscritto. Peccato, peggio per lei, viene da dire. No, andiamo avanti lo stesso. Però Bruno Munari resta un artista fantastico e formidabile. Forse meritava una curatrice come dire più intelligente, se posso permettermi, perché quando c'è di mezzo l'arte non ci devono essere steccati, anche perché poi Oltre la pagina non è una trasmissione politica. Capita a me di dire sempre siamo di parte, però alla fine gli argomenti sono economia, sono società con i miei modesti mezzi di cultura, insomma. Vabbè, e poi anche se fosse politica, perché non confrontarsi? Bob Kane, Batman, neppure lui si era reso conto. Davide, prova a vedere se trovi la colonna sonora dei telefilm di Batman degli anni 60. Batman. E poi intanto un disegnatore cugino, erano due cugini, Pietro e Francesco Gamba, disegnavano sia il Piccolo Ranger che Zagor, lui Pietro Gamba anche Diabolic. Sentiamo. E poi ancora, perché oggi ne abbiamo di interventi musicali da poter offrire ai nostri ascoltatori. Allora, no, ma forse ti ho chiesto qualcosa che non è disponibile. Vediamo. Giusto un assaggio. Batman. Che non parte perché c'è la pubblicità. Infatti i ragazzi giovani vanno su Spotify perché non c'è la pubblicità, ma le cose che chiedo io spesso sono antiche e lasciamolo perdere. Prepara il Mountain, no, anzi facciamo così, 12:56. Mi devi scegliere, cercherò di mandarle entrambe. C'è Et Maintenant di Gilbert Bécaud, che si chiamava Gilbert Silly, e in alternativa
ma vorrò sentirlo lo stesso. Siccome è la genetriaco di Bill Wyman, bassista dei Rolling Stones, a me sarebbe piaciuto Emotional Rescue. Quello poi tra l'altro Bill Wyman, pensate che nel 1989, a 53 anni, si fidanzò con una ragazza cantante che si chiamava Mandy Smith e che di anni ne aveva 16. Ci fu molto scandalo all'epoca. Ci fu ancora più scandalo perché il figlio di Bill Wyman si fidanzò con la madre di Mandy Smith. Era il 1987 quando si cominciò a parlare di questo caso. Nel 1989 lui si sposò, divenne maggiorenne Mandy Smith, la sposò maggiorenne. E come vedete, certe situazioni che adesso creano scandalo sono state date in anticipo da suo tempo dagli artisti, ma questi sono artisti veri. Insomma, se un Rolling Stone sei un artista vero, se no. Poi quella faccia da antipatico cattivo che ha sempre avuto è stata la sua fortuna. Murray Abraham, il Salieri, vinse un Oscar per quell'interpretazione, il perfido Salieri di Amadeus, grande film, credo fosse 1985, 84, 85, e poi anche indimenticabile Bernardo Gui nel Nome della Rosa. Io ho letto il Nome della Rosa, e forse sono tra i non molti che l'ha letto sul serio, perché soprattutto negli anni 70 ci fu lo straboom, anni 80 anche, lo straboom in tutte le case c'era il Nome della Rosa, poi vai a indagare, l'avevano letto in pochi. E devo dire che il Bernardo Gui del film, del regista francese Jean-Jacques Hano, era peggio del Bernardo Gui di Umberto Eco, era spaventoso. Complimenti a Umberto Eco, perché il Nome della Rosa chiaramente è inarrivabile, è un romanzo. Umberto Eco era quello che era dal punto di vista nostro, come è più o meno il pensiero liberale, eccetera, rispetto al pensiero progressista, però che fosse un genio è innegabile, e soprattutto il Nome della Rosa è un libro spaventoso. Però io ho indagato, è molto facile, perché tu fai bello il Nome della Rosa, se tu l'hai letto gli fai delle domande un po' trabocchetto. Non ce n'è uno che abbia interpellato io che l'avesse letto. Al massimo, sapete cosa facevano i furbi? Avevano visto il film e pensavano che bastasse. Invece sono le 12:59. Saluto il grande Davide, avvicendato da Lorenzo il Magnifico. Qui siamo sempre al top con l'offerta tecnica di Radio Libertà. 13, stop. Mettimi Emotional Rescue dei Rolling Stones.
so silent in the night, so stealthy, so animal quiet. I'll be your savior, steadfast and true. I'll come to your emotional rescue. Come to your emotional rescue. Yeah, you should be mine, mine. Yes, you could be mine. Tonight and every night, I will be your knight in shining armor, coming to your emotional rescue. You will be mine, all mine. You will be mine, all mine. I will be your knight in shining armor, riding across the desert on a fine Arab charger. Perché mi ero dimenticato nella scaletta, comunque devo averla scritta, credo. 14.05 c'è qui il Parlamento e grazie a Lorenzo il Magnifico cattureremo un intervento da Montecitorio. Quindi di quel che c'è non manca nulla. Allora, qui c'è, aia, che brutto. Questo credo venga, non è specificato dove viene, comunque c'è un fiume in piena. C'è un ascoltatore che mi ha mandato via WhatsApp. Sembrerebbe. Ne abbiamo parlato ieri con Giovanni Favia, che è ex consigliere regionale dei 5 Stelle, che già nel 2010 aveva presentato interrogazioni, eccetera, per chiedere interventi adeguati. Poi penso che è morto anche un ragazzo giovane, penso a cosa significa il disagio. Poi c'è è qualcosa, provo a comunicarlo a chi non l'ha mai provato. Ve lo dico subito, quante volte ve l'ho detto, non sono affari miei, ma ve lo dico. Non ho mai amato la città di Pordenone, io sono di San Vito Tagliamento peraltro. Nel 2002 ci fu un'alluvione e il Noncello tracimò e metà città era praticamente sott'acqua. E io lavoravo proprio in centro a Pordenone in quel periodo. Io, pur non amando la città, non ho mai amato Pordenone e non mi sono mai sentito così vicino alla città di Pordenone come in quel momento. Cioè l'amavo come se fosse una creatura viva che vedevo soffrire. C'era il rumore dei tubi che spiravano, c'era negozi, appartamenti, quelli di piano terra che erano mezzo sott'acqua. Era come se la città diventasse in quel momento una creatura vivente che stava soffrendo. Quindi e io per fortuna non ho avuto danni, perché abitavo in periferia, però l'ho sentita tutta, e quindi immagino chi abita in questo momento in Emilia Romagna o come in altri posti in cui si verifichino questi disastri, ed è qualcosa di molto spiacevole, molto andiamo avanti. Bologna, questa è una sincronicità junghiana.
forse il più grande giocatore del Bologna Calcio, forse il più grande giocatore felsineo, anche se lui è di un paese vicino, però praticamente della cinta metropolitana, Giacomino Bulgarelli, un giocatore che se giocasse oggi varrebbe credo non meno di... All'epoca era un giocatore forte, è stato in nazionale, è stato campione europeo nel 68, era considerato da tutti un gran giocatore, un signor giocatore, ma a quell'epoca c'era Gianni Rivera, c'era Giuliano del Napoli, c'era De Sisti, c'erano veramente dei numeri 10 che pioveva, quindi è stato uno dei più grandi tra giocatori grandi, anche più di Gianni Rivera, era immenso. E oggi credo che uno come lui giocherebbe nel Real Madrid. Ed è scomparso, è stato anche molto amato come commentatore televisivo, ed è scomparso 15 anni fa, nel 2009, a 69 anni. Poi inglesi, Otto West, il personaggio protagonista del pesce di nome Wanda, che gli ha procurato una nomination e un Oscar. Lui è Kevin Kline, quindi è un attore. Otto era appunto il personaggio. E questo ormai credo che lo sappiano in molti, ma il pesce di nome Wanda sicuramente l'hanno visto in molti. Non so se Lorenzo, che è molto giovane, l'ha visto. È un film, è una commedia dell'89, 87, con Jamie Lee Curtis. È un gran film, fa molto ridere, perché c'erano i Monty Python anche che avevano. Quindi è un film che ha avuto insieme grandissima qualità e grandissimo successo. E c'è una scena dell'amplesso dove la protagonista Jamie Lee Curtis si eccita sentendo parole in spagnolo, e lui a un certo punto, nel momento dell'orgasmo, urla Real Madrid. Ecco, nella versione originale lei si eccita sentendo parlare italiano e lui dice altre parole, le dice delle parole in italiano. Ecco, era giusto per la cronaca. Erano gli anni in cui Madonna, Veronica Luis Ciccone, di origine non so se lucano o abruzzese, andava ai concerti indossando la maglietta Italian Do Is Better, e non erano gli spaghetti, ovviamente. Gli italiani lo fanno meglio, e non erano gli spaghetti o la pizza. Allora, un grande. Io non mi perdevo, parlavo con Lorenzo di calcio, cioè, ecco, è stato secondo me, a parte era probabilmente, se non il numero uno dei giornalisti, uno dei grandi rimasti, giornalista sportivo. Andavo a leggere proprio sempre i suoi editoriali, non facevo lui, ma ero sconcerti sul Corriere della Sera. È stato veramente un grandissimo giornalista. Credo sia stato praticamente un allievo di Gianni Brera. Nel calcio gli slogan diventano ideologie, basta siano verosimili per essere creduti, ha detto. Poi c'è un personaggio, questo io l'ho sempre considerato abbastanza odioso, a prescindere, in anticipo, ed alla fine è un po' l'immagine del trasformismo italiano. Allora, nel 94 c'erano degli spot travestiti, camuffati, erano spot, ma sembravano come dei servizi giornalistici in favore di Forza Italia. Era tra la fine del 93 che erano l'inizio del 94. E lui era protagonista di questi spot che sembrava fossero, diciamo, testimonianze raccolte per strada, poi alla fine vota Forza Italia. Mi avevano fatto diventare viola, blu, giallo, dal nervoso, dai, la rabbia ce l'ha nei cani, dal nervoso. Questo signore si chiama ancora Riccardo Rossi. Pochi anni dopo si è buttato a sinistra e lo fanno lavorare anche in televisione e in teatro, nonostante, bisogna dire la verità, come doti non ne abbia particolari, insomma.
Però lui si è buttato sì. Quella volta non ero il solo, tu leggevi anche su Cuore, eccetera. Sparavano a zero contro questo personaggio, lo detestavano, odiavano, come contro quella non è la Rai, l'ex morosa del tecnico della Juventus, la Ambrangiolini. Esatto, grazie Lorenzo. Io quella volta si pensa sempre che l'hate sia un prodotto dei social, no, è il numero, il late ce l'abbiamo dentro, c'erano dentro le persone. Non mi ricordo se fosse Natalia Aspesi o un'altra giornalista. Tanti anni fa, Miguel Bosé, sto parlando del 76, 77, 78, pensa quanti anni fa. Ed era un divo assoluto, amatissimo, non si sapeva che era omosessuale, quindi era veramente il divo delle ragazzine. Ed era anche simpatico a noi maschi perché sembra un bel ragazzo, simpatico, sempre davvero, insomma, piaceva a tutti ed era un super divo. Apparve sulla copertina di Sorrisi Canzoni TV a torso nudo. Questa giornalista scrisse, non so in quale giornale importante, non so se fosse il Corriere, eccetera, forse no, Lieta Tornabuoni, no, perché Lieta Tornabuoni era critica cinematografica, o forse addirittura Camilla Cederna. Comunque, questa giornalista piuttosto importante scrisse che tutto sommato lei non vedeva questi grandi muscoli nel fisico di Miguel Bosé. E ho avuto occasione di leggere queste cose. Le sono arrivate lettere con minacce di morte. Sto parlando del 78, lettere con minacce di morte. Quindi non c'era Facebook, non c'era Twitter, non c'era nel 78, non c'era ancora un po' non c'era neanche il telefono, sicuramente non c'erano i cellulari. E quindi quello che succede, le tempeste, le storm sheet le chiamano, eh, in italiano la traduzione è tempeste di M, di sterco, sono nella natura umana, non diamo, penso che sia sbagliato dare la colpa a Facebook e ai social. Roman Abramovic, presidente, finché non gli hanno tolto tutto perché amico di Putin, presidente del Chelsea, imprenditore, eccetera. E un altro che è finito mal partito, credo fosse finito addirittura, non so se sia finito in galera, il patron aveva ereditato il Pandoro Paluani, chi tocca il Pandoro deve stare attento, che è buonissimo peraltro. Luca Campedelli, che è stato per anni colui che ha portato il Chievo Verona in serie, addirittura in Champions. Chievo Verona in Champions. Quando li chiamano i mussi volanti perché dicevano quando il Chievo andrà in Serie A voleranno i mussi sono gli asini e quindi loro sono diventati i mussi volanti. Allora, Lorenzo, mi estrapoli dal nostro magazzino musicale YouTube un Et Maintenant, è scritto Et Maintenant di Gilbert Bécaud, e qui andiamo più in un brano, credo sia negli anni 60-70, un po' da crooner francese, ascoltiamolo insieme.
Davide Volpin, un'ora in diretta nel passato per non dimenticare i grandi artisti e la loro grande musica, ogni sabato dalle 17 alle 18, spazio pomeriggio su Radio Libertà. Allora avete sentito che canzone, che brano. Credo, ho letto che era uno dei brani che facevano parte del repertorio di Silvio Berlusconi, che amava suonare al piano cantando brani francesi, e quindi credo fosse uno di questi. Adesso, prima ho detto il genetriaco di Murray Abraham, lui era il cattivo Salieri, ma il buono era Mozart. Se vediamo se Lorenzo l'ha trovata, c'è la sinfonia K550, alla quale sono particolarmente legato perché è stato, credo, il primo disco era Le quattro stagioni di Vivaldi in vinile della mia vita, avevo 14 anni, e il secondo non avevo neanche il giradischi praticamente, e il secondo era nelle edizioni Fabbri, che quelle, le prime, sapete, le prime uscite costavano pochissimo, e la sinfonia K550 di Mozart, e di chi se no. Ta-la-ta, ta-la-ta. E adesso c'è la pubblicità su YouTube. Eccola qua.
Questa è musica magica. Vabbè, inutile. Sono stato per anni innamorato di Mozart. Poi, quando sono venuto qui in radio, l'8 gennaio 2005, allora Giulio Cainarca, il nostro condirettore Giulio Cainarca, molti lo sanno, è anche un appassionato di musica. La sua trasmissione sulla musica è pazzesca, è incredibile, è una roba davvero eccezionale, ma lui stesso suona, quindi non è solo un gran giornalista, ma è anche un valido musicista e soprattutto intenditore. Insomma, chiacchierando con Giulio, perché sono avuto i primi tempi per prendere confidenza, eccetera, passavamo anche diverse ore insieme, e Giulio mi ha insegnato che mi ha portato, no, non mi ha corrotto, mi ha portato a Beethoven. E lì ho capito, sì, perché in Beethoven trovi anche Mozart. Io ero è un po' è come nella poesia che ti innamori. Chi era il poeta di Si sta come d'autunno sugli alberi le foglie, Ungaretti, no? Allora fino a 20 anni Ungaretti, poi cominci a capire veramente Montale e passi a Montale. È stata un po' la stessa esperienza da Mozart, cioè Mozart lo adoro sempre, così come adoro Ungaretti, ma Beethoven, e poi su tutti, però lì non ho abbastanza cultura e conoscenza, credo su tutti Bach, incombe Bach. E su tutti il sondaggio, gli italiani all'attualità, Tecne, committente RTI, abbiamo 2 minuti, quindi vediamo di dirveli tutti. Allora, il trasferimento in Albania, favorevoli 40, contrari 49, non sa 11. Quali sono le principali preoccupazioni? Non arrivano soldi, non arrivo con i soldi a fine mese, il 42%, il sistema sanitario 39%, il lavoro, disoccupazione e precarietà 35%, la sicurezza 22%. Poi questo lo chiudiamo e abbiamo l'ultimo sondaggio della giornata. E poi le elezioni in Umbria, in Umbria, a casa di Lorenzo. Allora, vediamo un po'. I servizi da prendere per mano sono sanità 84%, sicurezza 32%, infrastrutture 26%, disoccupazione 24%, giovani 22%, fasce deboli, anziani e disabili 17%, extracomunitari 14%, rifiuti 13%, trasporti 12%, scuola 11%, inquinamento 5%, promozione turistica e culturale 3%, e poi assumere più medici 66,2%, aumentare le convenzioni con i privati 17%, incentivare i medici 15%, questo è il problema della sanità, costruire un nuovo termovalorizzatore al 61% degli umbri, aumentare le discariche il 25%, il giudizio sull'amministrazione uscente è lusinghiero perché 20% molto positivo il 50%, quindi abbiamo 71% contro il 28,9% che dice negativo, molto negativo. Lei si recherà a votare con quale probabilità? Molta 46,8%, abbastanza 20%, poca 12,8%, per niente 17%, l'indeciso il 3,4%. Allora, no, questo è il conoscere. Allora, Donatella Tesei ha un voto che oscilla tra il 42,3 e il 47,3, è leghista, centrodestra, e Stefania Proietti, PD 5 Stelle, lì il campo largo senza Renzi, 40,7 e 45,7. Quindi è una battaglia all'ultimo voto, per il momento parte in pole position la candidata leghista. Mi fermo e riprendiamo allora tra poco con le vuocate, tra 5 minuti con le vuocate. Avete ascoltato Che giorno è? Scegliete la vita, scegliete un lavoro, scegliete una carriera, scegliete la famiglia, scegliete un maxi televisore del cazzo, scegliete lavatrici, macchine, lettori CD e apriscatole elettrici.
Davide Volpin, un'ora in diretta nel passato per non dimenticare i grandi artisti e la loro grande musica, ogni sabato dalle 17 alle 18, spazio pomeriggio su Radio Libertà.